Va ora in onda Musica Indipendente. Cari amici vicini e lontani, ma è il bello di essere qui in una mattinata di controinformazione che ci occupiamo di tutto, e il venerdì da mezzogiorno alla 1. Certo, siamo al massimo della libertà, perché passiamo a parlare di spettacolo, di gossip e di cose un po' più leggere, anche un po' più carine, spesso e volentieri. Chi ci guarda in TV sul canale 252 del televisore, sui social, e ne sta già vedendo di cose carine alla mia destra e alla mia sinistra, per tutti i gusti, ecco. E oggigiorno bisogna essere anche un po' fluidi. Oh, Sammy Varin, che cosa dici mai? Grazie per essere con noi. È tornato a raccontare quello che fa per far divertire un po' in tutta Italia e un po' in tutti i sensi, perché con lui ci si diverte e non si sballa, anzi si balla. È con noi il John Travolta italiano, ideatore del Dance Fever Show, ma anche del concorso Beauty Fever, Lele Di Nero! Ciao Sammy, ciao a tutti, un piacere essere qui, sempre, forever. Io sono sempre invidioso della sua pettinatura. Lui è il John Travolta italiano e c'ha sempre la pettinatura da John Travolta, capelli veri, capisci? Come fai? Qual è il tuo segreto? Cosa ti metti sopra? A me non cresce assolutamente nulla, però sono pelosissimo ovunque, lo dico per le mie fan. Lele Di Nero, grazie per essere con noi, perché ci parli di cose belle, simpatiche, un po' più leggere, con tutti i problemi che ho letto oggi in rassegna stampa, ragazzi miei, non ne posso più, e ci porti soprattutto una vincitrice. Già, c'ha pure la fascia ancora attaccata, non se l'è più tolta da quella sera. Signori, abbiamo la vincitrice del concorso Beauty Fever, e lei la Miss Beauty Fever, Malet Culotta. Ciao a tutti. Aspetta, facciamo una cosa fatta bene, perché alzati in piedi, alziamoci in piedi e fatti un po' vedere meglio, perché vedete che non mi credono, c'ha davvero la fascia. C'è scritto Beauty certo. Fever, prima edizione 2025, Miss prima classificata. Esatto. Male Culotta, che cioè l'hai convinta a partecipare, perché lei non è una modella, non è una fotomodella, cioè che come hai fatto a convincerla? Ma guarda, intanto sono contento di poter portare qui per la sua prima volta in radio la mia prima Miss Beauty Fever di questo concorso internazionale di Miss, e poi ti dirò anche delle novità che stanno succedendo, però potremmo chiederlo a lei come ha fatto a venire a conoscenza del mio concorso. Ecco. Allora, io ho visto una storia di una ragazza che anche lei ha partecipato al concorso e ho detto, caspita, perché non provare? E mi sono iscritta. Ero all'inizio dubbiosa, ho detto, caspita, io non l'ho mai fatto, chissà com'è. Poi ho parlato anche con Lele e mi ha rassicurato tantissimo, ho detto, proviamoci. Per una volta nella vita, e sono contentissima di averlo fatto, veramente contenta. Esatto, e poi ha vinto appunto il primo premio del valore di 1.000 euro che ha ricevuto, giusto? Esatto, No, sì, assolutamente. lo chiedo certo. io, sono arrivati. Assolutamente. 1.000 euro, come li spenderai questi 1.000 euro? Viaggi, voglio viaggiare. Infatti sono già partita, ho già fatto una vacanzina con una mia amica e quindi... Però soldi spesi bene. Lo ricordiamo, Malet, scritto Mahlet, chiaramente è di Bergamo Alta. Malet Culotta è nata in Etiopia, ma abiti a Inverigo, in provincia di Como. Pensa che io ho vissuto 5 anni a Lambrugo. Potevamo essere eravamo vicini vicini di casa. E cazzo me ne sono andato. Porco d'un cane, ragazzi miei. 20 anni, laureata in psicologia. Leggo bene o è una fake news? No, è vero, sono laureata in psicologia in triennale e adesso sto facendo la magistrale in psicologia forense e criminologia clinica. Simone, attento, Occhio. criminologia, sta qua ci becca subito tutti quanti. Esatto. Adesso chiediamo qualche altra cosa. Chiaramente chi di voi vuole dire qualcosa, vuole fare qualcosa, in senso buono, chiamate 0292947222. Lo sapete, la nostra è una radio libera, ora siamo leggeri, vogliamo stare un po' più sul leggero, e
anche WhatsApp 340 6709 659. Chi ci sta guardando potete esprimere giudizi, e Simone, facci passare qualche foto anche dell'evento del Beauty Fever, perché ci sono stato anch'io. Eccole lì le foto in alto. Sono stato in giuria, ma soprattutto ho visto che per essere la prima puntata di questo esempio è stata il primo exploit di questo evento, e ragazzi, ragazze bellissime che non arrivavano soltanto dall'Italia, e in questo caso la Malet è una bellezza internazionale, ma non era l'unica. No, poi ha partecipato anche una ragazza che è venuta dall'Ungheria, e ti anticipo che questo format è nato proprio come concorso internazionale di Miss. Infatti ti do una news: da quest'estate partiranno selezioni in varie regioni italiane, perché mi è stata chiesta la licenza del concorso per, come patronne, organizzare appunto selezioni in Calabria, nel Lazio, nella Liguria. Poi sono in trattativa e sto per chiudere col Piemonte, col Veneto. Io stesso seguirò l'Emilia Romagna, stando su Rimini e la Lombardia, e è coperta l'Ungheria, e sono in trattativa con la Florida, con Miami. Questo significa che nella prossima finale internazionale, che farò sempre a fine marzo a Milano, sempre allo Zoo Club, dove sei appunto venuto anche tu in giuria, e ci saranno miss selezionate in varie regioni italiane ed estere, quindi sicuramente minimo ce ne saranno tra 40 e 50, per cui la cosa sta andando appunto in crescita, ecco, questo ci tenevo a dirlo, ecco. E io vi voglio portare su un argomento anche più sociale, perché giustamente uno può dire, ma una sfilata di Miss non è una roba patriarcale, vedere queste belle ragazze che sfilano, eccetera. Vi metto anche questa pulce nell'orecchio, perché ognuno può avere il proprio pensiero. Io quella sera, quando mi avete dato il microfono, ho detto un'altra cosa, che invece significa che la donna deve poter fare quel cavolo che vuole. Se vuole uscire di casa a qualunque ora esce, se si vuole mettere una gonna più o meno corta, se la mette. Si chiama libertà, Esatto. forse. Non so se la pensate come me, Malet. Si chiama libertà, di vestirsi come si pare, di farsi vedere, perché una donna può essere alta, bassa, magra, grassa. Quante volte abbiamo visto bellissime modelle curvi sfilare, osannate molto più spesso di voi magroline, attenzione, a parte che adesso non voglio fare né complimenti né la Malet è messa giusta, ecco, non sei la classica filiforme che dice oddio non mangia. È giusto. Mangia. Mangio, Piatto giusto. preferito? Direi pizza, classica pizza. Cioè sei una di quelle, ma come i miei figli McDonald's, schifezze, oppure sei più attenta? Allora, io ci Attenzione. provo ad essere attenta, a mangiare bene, ogni tanto lo sgarro. È giusto perché così almeno poi ti viene la voglia di mangiare ancora sano, perché così arriva il giorno di Capite? E guarda che può essere certo. un'idea questa, cioè Sì. mangiate porcherie, ma poi giustamente ti viene anche poi abita in Verigo, nella Brianza velenosa di Lucio Battisti, signori, che se non si mangia bene lì, ragazzi miei, adesso tutti in Brianza cercheranno dove abita la Malet culotta a Inverigo. Torniamo al Beauty Fever, perché giustamente è stato un successo, nonostante fosse la prima puntata e ne seguiranno molte altre. Cosa sta bollendo in pentola? Ma già qua mi stai facendo vedere un giornale che cioè un giornale mi doveva portare tutta la rassegna stampa, non ci stava sul tavolo, perché in queste settimane ti hanno pubblicato ovunque Lele Di Nero. D'altronde tu sei già conosciutissimo in tutta Italia per questa bellissima sensazione dance che dai durante l'anno, facendo ballare non soltanto attrici, ballerini, cantanti, professionisti, ma anche la gente normale. Cioè questo
gira l'anno nelle palestre e ti insegna a ballare la dance anni 70, è vero? Sì, sì, nelle scuole di danza faccio anche queste masterclass, anche se adesso della Dance Fever, diciamo, no? Il messaggio sociale "si ballo non sballo", dove ho voluto coinvolgere anche le giovani miss di Beauty Fever con questa coreografia che abbiamo fatto alla finale, tratta dalla Febbre del sabato sera, per rilanciare anche questo messaggio del divertimento sano e naturale. Ecco, invece una cosa ci terrei a lanciarla in anteprima, oltre al discorso dello sviluppo di Beauty Fever, mentre poi del The Dance Fever Show parleremo magari più avanti, della nuova data teatrale dove tu appunto sei invitato, che farò domenica 13 aprile al Teatro Ideal di Varedo. C'è invece una notizia in anteprima che riguarda mi appunto piace dare le riguarda mi piace. la Malet, e quindi di questo possono essere soprattutto curiosi e interessarsi tutte le persone che vedono appunto in Malet, come ho visto io, delle opportunità lavorative. E praticamente da oggi ho il piacere di annunciare che con la mia società di Nero Realty Company SRLS, di cui sono socio unico e CEO, la Malet mi ha concesso appunto un'esclusiva, e quindi apro il management e sarà da me rappresentata per poter appunto fare i vari lavori. E questo management lo aprirò anche con altri miss del mio concorso, quindi per creare a loro delle opportunità di guadagno e di lavoro. Quindi, Aspetta, è che quando parli così io mi spavento, perché hai fatto un discorso molto complicato per le mie orecchie. Allora chiedo a Malet, me lo traduci in poche parole, che cosa ti ha proposto di fare, che cosa hai deciso di fare? Allora, abbiamo deciso di iniziare a lavorare insieme. Lui adesso appunto aprirà un management in cui inizierà a seguire delle ragazze per fare diversi lavori, e sono molto emozionata perché così almeno noi ci siam trovati fin da subito e mi fido di lui come lui si fida di me, e abbiam deciso di intraprendere questo percorso. Cioè, si potrebbe chiedere in quale settore ti piacerebbe lavorare, così incominciamo a diffonderlo dalla radio, e poi per tutti i contatti potete contattarmi su info@leledinero.it per poter appunto richiedere eventuali, diciamo, inserimenti della Malet. Allora, io già lo dico, è info@leledinero.it. In quali settori quindi A me potresti... piacerebbe molto lavorare nella televisione, facendo magari qualche pubblicità, qualche spot, e nel mondo musicale come, partecipare a videoclip, questi sono degli ambienti in cui mi piacerebbe molto. Allora, CQ, e visto che siamo una radio, una televisione, un sito internet, siamo in multipiattaforma come bisogna essere oggigiorno, cominciamo a delineare che cosa Malet potrebbe rappresentare, e dove la vedreste bene, e dove effettivamente Lele Di Nero potrebbe veicolare anche la sua immagine e quella anche di altre ragazze, ragazzi. Tutto ciò che riesce a trasmettere qualche cosa di bello, chiaramente stando ancora una volta nel rispetto di quei valori, e voglio sottolinearlo con la V maiuscola, che non devono mai mancare, perché il bello dell'Ele Di Nero è che rispetta questi valori e li propaganda dicendo si sballo, non sballo, ad esempio. Si ballo, non sballo, mi viene in mente con la V maiuscola l'articolo sul settimanale nazionale Visto. Ringraziamo il presidente della giuria del mio concorso, Carlo Fariciotti, uomo di parola, che ha fatto uscire una bella pagina intera con anche la Malet in evidenza e con le altre miss vincitrici del mio concorso. Per cui si ballo, non sballo, ho deciso di rappresentare queste ragazze per tutelarle e per cercare, per le ragazze, insomma, le miss del mio concorso che mi daranno fiducia, di creare delle serie opportunità di lavoro, tutelandole al meglio, ecco. Soprattutto il bello è quando si è così giovani, la Malet c'ha 20 anni e sta studiando cose importanti, e ritagliarsi anche un pezzettino di un qualcosa di diverso, Esatto.
come accade anche a molti artisti, io intervisto ogni giorno artisti indipendenti, chi canta, chi balla, chi scrive, chi fa il regista, eccetera, e quindi diventa all'inizio è un hobby, poi molto spesso può diventare un lavoro anche importante. C'è una chiamata in diretta? No, non c'è più. Se volete richiamare, richiamate, non c'è problema. 0292947222. Ah! La sorpresa, signori! Questo parlalo, Simone, non ti sento, devi gorgheggiare maggiormente, gorgheggia. Allora, aspetta un attimo perché c'ho qua una sua foto, l'ho presa a caso dalla sua pagina Instagram. È lei o non è lei? Direi che è lei, signori. A proposito del concorso Beauty Fever, Male Culotta si è aggiudicata la fascia di Miss Beauty Fever, ma ognuno di noi giurati ha potuto regalare una fascia e quindi un qualcosa di rappresentanza importante. Nel mio caso, signori, la mia fascia si chiamava Miss Radio Libertà e ci manda un saluto al telefono Vanessa Vasilache. Ciao! Ciao a tutti. Cosa devo dire? C'ho la lacrimuccia, Vanessa, perché oggi la Vanessa è un po' influenzata, non ha potuto venire, vero? Gira un po' l'influenza in questi giorni. Capita, siamo tutti delle schifezze ambulanti in questi giorni, raffreddore, tosse, Esatto. siamo conciati. Però la Vanessa, giustamente... Oh, ecco, c'ho una domanda qui che mi stanno facendo tutti quanti da questa mattina, quando ho diffuso la tua foto, ho detto, oggi sentiremo, ci manderà un saluto la Vanessa. Io ho scritto che hai 16 anni, è vero? È vero, anche se quest'anno ne compio 17. Allora è per quello che tutti dicevano, ma possibile che abbia 16 anni? Ne ha quasi 17 ormai, scusami. Ciao Vanessa, come stai? Bene. Hai la febbre, non quella del ballo, ma vedrai che guarisci presto e poi ti porteremo poi qui in radio magari il mese prossimo, Va bene. Ti sei divertita? Sei stata contenta del concorso di vincere la fascia di Radio Libertà che vale poi qui un'intervista dal mitico Sammy Marin? È stato bellissimo, ci siamo divertiti tutti un mondo a ballare, a conoscere nuove persone, è stata una bellissima esperienza. Assolutamente, bellissima esperienza, ma soprattutto un qualche cosa che vi ha preso mica soltanto per una sfilata, lo vogliamo dire, poi state vedendo in radiovisione alcune immagini di quello che è avvenuto prima della sfilata, cioè era da ore che eravate lì presenti nella struttura per una preparazione certosina, Cioè... C'è stata una preparazione molto lunga, tutti che si impegnavano, le prove, però il risultato ne è valsa la pena. Chiaro, e ti dico personalmente a me è piaciuta la tua spontaneità, la tua leggerezza, ma anche la sfida che una ragazza, mi viene quasi da dire una ragazzina, perché a 16 anni si è così giovani, una ragazzina vuol fare una sfida davanti a tutto e a tutti dicendo io ci sono, voglio divertirmi, vediamo che succede, magari vinco pure. E ragazzi, alla fine la fascia di Miss Radio Libertà te la sei veramente guadagnata simpaticamente, ma hai guadagnato anche tanti applausi da parte del pubblico, uomini, donne, bambini, ragazzi, ragazze che hanno accettato questo bellissimo gioco di bellezza, ma anche di simpatia, di bravura, perché poi queste Miss le ha fatte pure cantare, le ha fatte recitare, Lele Di Nero proprio. Sì, sono state delle prove di talento per alcune che avevano una base di canto, di danza, di recitazione, hanno sostenuto chi una recitazione di un monologo, ricordiamo che la Denise Angelini ha vinto, premiata da produttore cinematografico Gianfranco De Rosa, la fascia di Miss Cinebooking che vale un ingaggio nel suo prossimo film, e mentre i produttori discografici Efrem Sagrada, Roberto Turatti hanno premiato la Miss Jasmine Costa come quella che ha cantato meglio, quindi dandole adesso un'opportunità nel campo discografico. Quindi è un concorso che vuole anche mettere in prova il talento oltre che la bellezza, diciamo, di queste giovani Miss.
Ma soprattutto anche la pratica, stare davanti a una telecamera con un microfono in mano, parlarci dentro, cose non scontate, devo dire, e per chi magari come la Vanessa o la Malet, sì, si fanno la foto su Instagram, fanno la chiacchierata, ma un conto è avere col telefonino, che siamo tutti così bravi, un conto è avere un microfono in mano, dovendoci parlare dentro. Quindi complimenti anche la Vanessa, che è stata messa a dura prova col microfono in mano, Vanessa, però alla fine ce l'hai fatta e soprattutto ti sei beccata l'applauso. Dai Vanessa, che presto verrai a Milano. Ecco, volevo anche ringraziare tutti coloro che nel backstage, dalle truccatrici alle parrucchiere, alle stilisti, ai partnership che hanno, diciamo, reso possibile la realizzazione di questo evento, ai fotografi, ecco, tutti quanti. Quindi non li cito tutti perché per questioni di tempo, però un ringraziamento generale a tutto lo staff e quindi per la prossima edizione sarà altrettanto, diciamo, ben curata sotto tutti questi aspetti. Assolutamente sì. Vanessa Vasilakhe, ti abbracciamo, ti facciamo un grande applauso. Ciao. Guarisci presto, ti vogliamo in studio. Bene, un abbraccio anche da qui a casa nel letto e un piacere. A presto. Ciao, grazie Vanessa Vasilakhe, Miss Radio Libertà. C'è un fratello? Abbiamo un fratello in linea, è un fratello, dunque io no, secondo me neanche Lele Di Nero Eccomi. è tuo fratello? Mi Sì. sentite? Un saluto a mia sorella e a Lele Di Nero, che è un grande. Ho partecipato al concorso e mi sono divertito tantissimo. Come ti chiami, fratello? Daniel. Fratello Daniel, quanti anni hai? Sei più piccolo o più grande? No, io sono più grande, fratello maggiore, 23. Molto maggiore. Sì. Maggiorissimo. Senti, cosa si prova avere una sorella Miss che si è cuccata pure 1.000 euro di premio? Allora, a proposito di questo, un po' di umiltà, e visto che adesso ha vinto, ha detto che vuole spenderli in viaggi, io mi aspetto che mi porti all'estero in un hotel a 5 stelle almeno. Col cavolo, Sì. guarda. Fra un po' ci penso. Sì. Ecco, qui invece vedi la famiglia matriarcale, no? Per cui dobbiamo soggiacere. Lei è stata la più bella, è stata più votata. Caro fratello, è così, sono Brava tempi lei. grami. Ciao, sono Lele, ti ringrazio per le belle parole, mi fa piacere che ti sei divertito e complimenti per la tua sorella che ha meritato. Grazie, complimenti anche a te, che veramente non ti conoscevo e devo dire che alla fiera ho fatto tante di quelle risate, ragazze bellissime. E lo sappiamo, ce le abbiamo ancora tutte negli occhi. Adesso prossimo passo è raggiungerlo quando farà la sua Dance Fever e adesso ci dice quando. Grande fratello, ciao, saluti. Grazie, ciao. Saluti alla famiglia e gli ultimi 3 minuti giustamente li spendiamo per ricordare la Dance Fever di Lele Di Nero, dove chiaramente sarà invitata anche la Male Culotta, ma tutti voi che volete ballare e non sballare ricordando i bei tempi passati, anni 70-80. Lele Di Nero. Sì, proprio una piccola anteprima, poi magari ci ritroveremo sotto data. Il The Dance Fever Show, il mio altro format, il tributo danzato ai film, ai balletti dei film La febbre del sabato sera, Grise, Stay Live del mio mito John Travolta, andrà in scena domenica 13 aprile al Teatro Ideal di Varedo, Monza e Brianza, alle ore 17. Come scuole di danza partnership che si esibiranno, che ospiterò all'interno, ci saranno Alene e Cinzia di Varedo, la scuola di danza, e Team Diamante di Cogliate, e sono aperte già le prevendite online su ciaotickets.com, basta appunto mettere in ricerca The Dance Fever Show ed è possibile acquistare a 20 euro il biglietto online, per cui vi aspetto numerosi domenica 13 aprile al Teatro Ideal di Varedo, ore 17, per essere travolti da una febbre allo stato puro. E chiaramente per rivedere
e quei balli che tanto abbiamo nel cuore, ma attenzione, non solo rivedere, perché a un certo punto della giornata mi chiama sul palco Lele Di Nero, quindi chi vuole ballare può salire Sì, sul ci sarà palco. un momento in cui farò salire sul palco a fare il ballo di gruppo della Dance Fever i partecipanti alla mia masterclass o chi insomma vuole tuffarsi in questo momento elettrizzante come nel film della febbre del sabato sera. Ovviamente tu sei invitato come partnership insieme a One TV Radio Libertà del A concorso. ballare non ci vengo, Però sei vengo invitato a vedere. venire come partnership e anche Sei il gentile. partnership della Magnetofield Bruno Sessa, che saluto. E poi ovviamente i ruoli centrali saranno sempre Nicole Bear, che salutiamo, come Olivia Newton-John, e Rebecca Martinelli come Stefani Mangano per la febbre del sabato sera, e Lorenza Limongi, la protagonista nell'uscita del film Stay Alive. Tutte da cliccare chiaramente su Instagram, da cercare, com'è da cliccare anche Malet Culotta, anche se lei è criminologa, attenzione perché poi Occhio controlla. a quello che fate, esatto, io controllo tutto. Volevo completare una cosa, dire che al concorso di Beauty Fever anch'io ho dato una fascia Miss Dance Fever alla Miss Costanza Andrenucci, che studia danza, e come premio vale l'ingaggio nella questa data teatrale, per cui saluto anche la Costanza, che la vedrò appunto domani, che ci sono già le audizioni in corso per le prove, e quindi lei è proprio stata ingaggiata nel mio spettacolo. Bellissimo, signori. Lele Di Nero, la sua Dance Fever, Miss Beauty Fever, Malet Culotta, ma chiaramente adesso hai imparato la strada, quando ci vuoi venire a trovare qui a Radio Libertà, Certo, se ti viene in assolutamente, mente, con piacere. se ti viene in mente, che ne so, vorrei condurre una trasmissione che parli di WhatsAppino, Magari criminologia, qualche crimine, analisi. che non Chi lo mancano sa? mai, devo dire. Esatto, Guarda, ogni purtroppo giorno sì, è ne è vero. pieno il giornale. Bene, bene, segno giù. Grazie, è stato veramente un piacere. Grazie mille, veramente. Alla prossima, alla prossima. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao Simone, facciamo una bella cosa. C'è la pausa, poi mandiamo la canzone Come passa il tempo, quel video che ti ho dato, perché stanno per arrivare altri ospiti. Mamma mia, se passa il tempo. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Passa il tempo, come passa il tempo. È una canzone che a Sanremo non ebbe un gran successo, ma successivamente, ragazzi, esplose soprattutto in radio. Io a quei tempi lavoravo in una radio che si chiamava Radio Italia anni 60. Ogni 5 minuti la richiedevano. Sì, proprio così, signori. Dick Dick, Camaleonti, Maurizio Vandelli, era il 1993, ma si attingeva a tutto quello che è passato, alla bella musica italiana che appare sempre di meno anche a Sanremo. Come passa il tempo, ma non passa se ascoltate Radio Libertà e se partecipate agli eventi con Radio Libertà. Abbiamo parlato della Dance Fever, la musica anni 70-80 internazionale, ma c'è quella nazionale, c'è quella di bravissimi artisti territoriali di tutti i tempi, dagli anni 60 ai tempi nostri, che molto spesso vengono chiamati in eventi carinissimi, soprattutto quando sono anche di beneficenza. E allora stiamo già inquadrando il volantino del concerto di primavera che si terrà giovedì 3 aprile alle 20:15 all'Auditorium Modernissimo di Nembro. Siamo in provincia di Bergamo, in Piazza della Libertà, e ho qua dei belli imbusti che partecipano a questo evento. Belli imbusti perché sono veramente belli, ragazzi. Sono sempre invidiosissimo di presentare bella gente. Guardate canale 252 del televisore, partendo da chi organizza questo evento, il direttore artistico. Lo abbiamo qui, è Stefano Testa. Ciao Stefano! Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Grazie a te, soprattutto perché questo è un eventone, ragazzi. Giovedì 3 aprile c'è un fracco di bella gente a cantare. Perché? Perché il ricavato sarà destinato a finanziare qualcosa di molto bello e non è la prima volta. Raccontaci, Stefano. Ma questo evento praticamente nasce nel 2012 grazie al nostro direttore artistico Santino Martoccia, che ci ha lasciato nel 2019 e ci ha lasciato questa eredità, e noi siamo orgogliosi di portare avanti, sempre grazie al nostro Livio Macchia dei Camaleonti, che è stato lo storico che ha aperto il concerto. Poi in questo momento abbiamo Rodolfo Maria Gordini qui a tuo fianco, E fammelo applaudire, ciao! e sempre a destra abbiamo Marco Damioli dei Karma. Ciao Marco! Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, questi prima di tutto lo dico perché c'è qualcuno che dice: ma chi sono? Allora, attenzione, il Rodolfo Maria Gordini, a parte essere mio vecchissimo amico, perché in qualche modo ci siamo incrociati in tante situazioni, su tante radio, in tanti posti diversi. Lui è tenore pop lirico, ma è anche padre del cosiddetto lyric pop. Te lo sei inventato come genere, lo hai lanciato e poi molti lo hanno rilanciato, migliorato, scopiazzato soprattutto. No, vabbè, comunque sì, diciamo. Una volta ero il padre, adesso sono diventato il nonno dell'Eric Pop, però sono sempre io. Sì, nonno applauditissimo ovunque, e poi sei passato anche con tanta mia felicità. Mi è venuto un colpo quel giorno, cioè giravo tra i canali, l'ho visto in Rai, no? Cioè, roba che... Qui fu grazie purtroppo alla scomparsa di Luciano Pavarotti, quando avevo scritto questa canzone per ricordarlo, eccetera, eccetera. Un bel per Italia, che anzi prossimamente ci sarà un nuovo intervento. È il programma più interessante a livello internazionale, no? Il premio internazionale della televisione. Guarda, vabbè, è così. Così No, è. sono cose bellissime. Poi lo sapete, io gli artisti, quelli che ti passano obbligatoriamente in radio e in televisione perché li devi digerire a tutti i costi, non li mando in onda. Solo roba buona, solo roba di qualità, solo roba che per voi deve rappresentare veramente un piccolo tesoro. Tra i tesori dicevamo anche il Mark dei Karma. Tutti i concerti locali sono tuoi, diciamocelo, cioè se giri anche tu ovunque. Sì, io diciamo che più che discorso televisivo e radiofonico, discorso tra la gente, quindi nelle piazze, nei ristoranti, nei bar, nei locali, dove ci divertiamo, facciamo musica di tutti i generi, specialmente italiana, perché io sono italiano, quindi preferisco la musica italiana, e canto di tutto. Quindi ho cominciato da ragazzino e ancora oggi, dopo tanti anni, si va avanti. Prima a Milano, in un cast dei Sempre Allegri, che era il capocast era Ernesto Calindri,
E quindi ho lavorato un po' con questi personaggi che purtroppo ormai adesso non ci sono, molti non ci sono più, però mi hanno dato una mano e via, si va avanti. Cioè, capisci come il là ci viene sempre dato dai grandi, quelli che all'inizio ci danno la forza di mettere la nostra testa, la nostra faccia sul palco, e all'inizio ci vuole un bel coraggio e poi si va avanti, si porta avanti la tradizione, si porta avanti il bel canto che appare sempre meno. A proposito, Simone, lo chiamiamo il Livio Macchia dei Camaleonti? Dai! Intanto però ridiamo la parola allo Stefano Testa. Allora, questo evento a cosa serve? Perché questo evento? Concerto di primavera, giovedì 3 aprile alle 20:15, Nembro, Bergamo, Piazza della Libertà, in auditorium, quindi chiaramente il tempo è l'ultimo dei problemi. Sì, infatti questo evento nasce per ricavare dei fondi appunto per il CDD, che è un centro diurno disabili di Nembro e Gandino. Inizialmente veniva fatto per acquistare un furgone. Adesso, visto che il furgone l'abbiamo, viene fatto per portarli in vacanza quest'estate. Quindi a volte al lago, a volte in montagna, a volte al mare, e viene finanziato da questo concerto e da una lotteria che viaggia parallela per recuperare 4 soldini. E questa è la cosa più bella, e ti facciamo l'applauso perché, cioè, capisci? Potrei aggiungere anche una cosa che, come vedete da locandina, questi nomi abbastanza forti, da Gianni Minuti, Valerio Veronese, Pachi, appunto, e Giorgio Fico Piazza della SPFM, Gilberto Ziglioli, Pino Disola, Vanni Comotti, tutta questa gente viene a titolo gratuito per noi. E qui altro applauso chiaramente perché è un regalo bellissimo che si fa al prossimo, e a proposito abbiamo proprio Livio Macchia, ciao! Eccolo, ciao, hai nominato tutti meno i Camaleonti. È minimo, c'hai questo imprinting. Livio, perché questo evento? Perché non si deve mancare a questo evento? Cosa sta succedendo ormai anche? Sono anni che ha preso piede questo evento, ed è una cosa molto bella verso i ragazzi disabili, i bambini disabili e tutto il resto. È una bella iniziativa. Tutto qui. Io sono già curioso, voglio sapere cosa canterai. È segno di rinascita, sperando naturalmente di far star bene anche questi ragazzi, capito? Tutto qua. Minimo, e sono certo che sarà un segnale bellissimo. Cosa canterai? Dai, dacci. Ma indovina, le canzoni insolite dei Camaleonti. Tipo? Poi se riusciamo faremo qualcos'altro. Tipo? Qual è il pezzo ancora più richiesto dai Camaleonti, che è quello che se non fai non vai via? Quando saliamo sul palco il pezzo più richiesto è Applausi. Caro. Poi naturalmente quello dell'amore, io per lei, Livio! Eternità, Viso d'Angelo, ce n'è tanti, Amicizia e Amore, capito? Allora ci stai già Posso facendo piangere e mi stanno già riempiendo di WhatsApp gli ascoltatori. No, non possiamo. Adesso lo facciamo cantare, non ho capito, non siamo mica. Per favore. Non basta un giorno per accontentare un po' tutta la gente che vorrebbe partecipare a questo evento. Lo immagino. Livio, davvero grazie per questo Marco gesto Damioli stupendo. E Stefano. Grazie Livio. Ciao Livio. Un abbraccione. Ciao Livio. Camaleonti. Naturalmente Rudy Gordini, che stamattina mi è arrivato un bel cabaret di pasticcini. Livione. Caro, ciao. Ti Rudy. vogliamo bene. Tutto a posto? Ciao, forza Livio. Ci siamo, Sì, siamo qua e siamo alla grande. Ciao. E grazie per Ciao. questa bella iniziativa che con l'amico Santino hai avuto Santino, l'idea di sì, portare avanti. Grande. Diciamo che si è cominciato in sordina e poi piano piano ha preso piede questa bellissima festa di primavera, capito? Tutto questo grazie a te. Insomma, grazie a me, grazie alla gente che ci partecipa e grazie a Stefano naturalmente che si presta a queste bellissime iniziative, perché Stefano è uno che cucina ed è anche bravo. Che non la sapevo questa cosa. È uno che cucina e anche bravo. Grazie.
E qui non ha portato niente oggi per la proprio, gola. è a mani Ah, vuote, no, beh. Ci vuotissime. organizziamo. Ci prende per la organizziamo. gola. Noi andiamo a fare questo ecco, concerto di vedi, beneficenza va sapendo bene, che va chiaramente bene, c'è va il buon Stefano che ci prende per la gola. Fantastico. Grazie Bravo. davvero, Buona Livio Macchia. continuazione Viva i delle- camaleonti, alla prossima! Alla prossima, Livio. grazie. Ragazzi miei, che ricordi incredibili, e questo chiaramente deve risvegliare in voi la voglia. Cercate i camaleonti, cercateli anche sugli store digitali, anche su YouTube, ma cercateli soprattutto in questi eventi di piazza e non di piazza, e che ci fanno sentire ancora giovani, se non lo siamo più, ma soprattutto ci fanno ricordare che la musica di oggi... Ho detto qualcosa? No, niente. A voi l'ardua sentenza. Tra poco chiamiamo anche Pachi, intanto però qualche minuto di un altro video che ti mando e che vede protagonista Rodolfo Maria Gordini. Con Marco Senti un Damioli. po'. Dicevi? Con Marco Damioli. Con Mark, signori, sul palco. Cos'è? La scorsa edizione. Esatto. La scorsa edizione del concerto di primavera 2024. quindi tutto live, chiaramente, preso col telefonino. Senti un po', vai. Il miserere di Zucchero Fornaciari nella bellissima interpretazione di Rodolfo Maria Gordini con Mark Damioli dei Karma. Tutto rigorosamente dal vivo, per cui chiaramente video girato in qualche modo col telefonino, ma che ha creato bene l'atmosfera di ciò che avviene in questo caso alla festa di primavera, una festa che vi aspetta per ascoltare la bella musica dei tempi passati, ma ripeto, per avere ancora quell'atmosfera che manca troppo spesso oggigiorno nei concerti, un'atmosfera di amicizia, di fratellanza e soprattutto di cercare di fare qualcosa per il prossimo. Avete sentito, il ricavato sarà destinato ad aiutare le persone con disabilità per fargli passare qualche giorno di vacanza e soprattutto, ragazzi miei, cosa volete, stare chiusi in casa? Concerto di primavera il 3 aprile, siamo in primavera, che dovesse anche piovere ce ne frega meno, perché all'Auditorium modernissimo di Nembro, Piazza della Libertà, e il tempo è sempre bello. Tra poco ritorniamo sull'argomento, però mi pare che è arrivato qualcuno. Stefano, chi è arrivato? Proviamo a sentire se c'è qualcuno oltreoceano da Singapore. Lo sta cercando, è per quello, la roba. Singapore dice che in questo momento non risponde al telefono, fuso orario diverso, eccetera. Mark, racconta. Probabilmente ha qualche anno da dimenticare. No, comunque, a prescindere dal concerto di primavera, che è un evento molto bello, perché sappiamo già, Livio ha già parlato, ha già spiegato tutto,
volevo anche pensare a tutta la gente che c'è dietro questo concerto, cioè gli organizzatori, i fonici, chi prepara, chi non prepara, chi vende i biglietti, insomma c'è un lavoro che è veramente grande e bisogna dire grazie a tutti questi collaboratori perché sono veramente eccezionali. Aiutare queste persone, come altri ce ne saranno, sono degli eventi che dovrebbero essere fatti molto più spesso e io sono molto presente sempre perché ne ho fatti 6 o 7. Allora, cominciamo a segnare giù, per chi volesse prenotarsi per questo concerto di primavera, come deve fare? C'è un numero di telefono, c'è un sito, si può venire al momento, giovedì 3 aprile, per ascoltare la bella musica anni 60-70, ma non soltanto. Stefano Testa. Allora, per quanto riguarda gli acquisti dei biglietti, noi saremo presenti in piazza appunto del Modernissimo sabato 29, domenica 30, martedì, mercoledì e giovedì tutto il giorno per gli acquisti diretti. Per qualche informazione, se avete bisogno, c'è comunque il numero di telefono del Gerim, che sarebbe il bar in loco del Modernissimo, appunto, che è 035 41 27 207. Direi che avete tutto quanto, poi avremo modo di parlarne ancora. Ora del 3 di aprile non abbiamo trovato il nostro capo dei Nuovi Angeli, sto parlando di Pachi dei Nuovi Angeli, che però salutiamo alla grande. Anche qui, signori, sono ricordi pazzeschi e incredibili di chi ha più di 50 anni, ma ripetiamo ancora una volta i partecipanti a questo concerto di primavera. Stefano Testa, chi hai trovato? E diamo anche una cosa che non sa nessuno, perché Allora, noi due non ci conoscevamo mica. sì, ci siamo conosciuti un mesetto fa. Dove? Al concerto dei Collage. Al concerto dei Collage, signori, li salutiamo a Monza, unica data al nord, penso che non arriveranno adesso per altri 6 anni, perché suonano alla È stata grande una serata emozionante. al anche centro, con al sud. Tu e eri sono proprio venuti al concerto di primavera 2017. Vedi? Mi portai, io mi ricordo, perché il Esatto. loro manager è un caro amico, ci siamo ritrovati con Ezio Scimè, con la storia, eccetera. Anzi, quest'anno proprio voglio ricordarlo, questo Ezio, che è stato un discografico importante, mi ha, insieme a Detto Mariano, lasciato uno scettro importante. A me, Manuela Villa, quella di ricordare i 50 anni di un amore così grande, che non mancherà sicuramente in questa serata. Esatto. Con grande onore e grande amore. Guai. Cioè, mi stai nominando personaggi pazzeschi, Siamo non venuti a sempre trovare con lui anni fa. non sempre quelli proprio in primissimo piano, ma quelli che ruotano intorno alla grandissima musica italiana, che molto spesso sono più importanti di chi poi è sul palco, perché danno tantissimo alla musica, chi scrive, chi fa musica, chi aiuta. Nominiamo un po' di personaggi che saranno a questo concerto di primavera, sollazziamo i nostri ascoltatori, perché ce n'è uno che ci sta ascoltando e questo ci ascolta e dopo ci viene a trovare nelle prossime settimane. Fammelo salutare, Pino D'Isola, signori. Grazie, Pino è con noi, certo. Quello non scappa mica. Adesso ho fatto un nuovo pezzo sul giubileo che devo trasmettere. Pino, preparati che prossimamente, lo sai, Sammy Varin ogni mezz'ora nelle sue trasmissioni trasmette solo artisti indipendenti, per cui, e lo dico chiaramente anche a voi, quando arriva qualche nuova produzione, che siano originali, che siano cover, roba fatta bene, fatemela avere, che i miei ascoltatori aspettano soltanto queste. Chi ricordiamo? Dai Stefano, dai. Allora, partiamo subito, non l'abbiamo ancora nominato, il coro Liberi Suoni, appunto diretti dalla maestra Donatella Moioli, che è un gruppo di ragazzi disabili accompagnato da alcuni persone, genitori, che fanno i primi 4 pezzi. Poi appunto abbiamo detto Livio Macchia, Valerio Veronese dei Camaleonti, abbiamo Gianni Minuti dei Dani e Santa Cruz Samba che ci farà il nostro Solleado, che è diventato anche l'inno al giubileo. È un testo stupendo. Esatto, la canzone con una lettera, come dice lui, con una vocale. Abbiamo Pacchi dei Nuovi Angeli, abbiamo Madde Karma qui presente, Rodolfo Maria Guardini qui presente, Giorgio Fico Piazza, che gli ho chiesto proprio esplicitamente di fare impressioni di settembre per ricordare la grande PFM di cui ha fatto parte, Gilberto Ziglioli dei New Dada, Pino D'Isola che abbiamo nominato poco fa, Vanni Comotti alla batteria,
Gigi e Roberto Colombo, che conosciamo benissimo dei gruppi, e Riccardo Campagno, Alfri, che è un signore di Nembro che fa canzoni di Renato Zero e quindi sarà per la prima volta sul palco. E poi abbiamo Rune, che è una ragazza di Milano che fa anche lei musica. E poi abbiamo Emma Pedico, che è una ragazzina che fa danza. È la prima volta che portiamo la danza a questo concerto di primavera. Cioè, ragazzi, tutti amici per una sera, 17 euro per aiutare, finanziare vacanze di sollievo, laboratori artistici per persone con disabilità. Grazie veramente a tutti coloro che si fanno avanti e si faranno avanti per dare una mano. Ricordiamo i contatti di chi c'è qua in studio, perché questa è gente che poi gira in primavera estate nelle feste e dovete invitarli e soprattutto prenotarli adesso, perché se aspettate l'ultima settimana non ci sono Siamo più. già a metà biglietti. Esatto. Allora partiamo, Mark Damioli dei Karma, un contatto dove ti possono trovare? Beh, innanzitutto su Facebook c'è la pagina ufficiale dei Karma, la trovate, poi è libera a chiunque, potete guardare tutte le serate che vengono svolte, a partire già da domani sera saremo in una serata diciamo carnevalesca e poi tutto quello che verrà. Cioè, Quindi, questi sono perennemente in giro, una roba pazzesca, ragazzi. E questo si chiama essere popolari. Mamma mia. ma soprattutto portare tanto divertimento e dare un attimo di allegria alle persone, perché in questo momento sappiamo le cose come stanno andando, cerchiamo di vivere bene questa vita, insomma, perché è dura. È dura, ma con un po' di musica ci si sente meglio. Poi se c'è la voce di Rodolfo, Maria Gordini, dove ti trovano gli ascoltatori, Rodolfo? Ma sì, su tutti i social ormai da una vita, da Facebook, Instagram e tutto, seguite le nostre follie e mi piacerebbe avere l'entusiasmo che porto quando canto all'estero, anche in Italia, è questo che ci manca. Ci dispiace molto. Io voglio riprendere un Gordini and Friend dove parteciperanno sia, come le chiamo io in maniera simpatica, le mie amiche cariatidi della musica, ma con tanti giovani emergenti per dargli un palco e duettare con me e con loro. Questo è il futuro che voglio fare, chiaro. E noi siamo pronti a fare squadra, quando Bene, vuoi. alla grande. Noi ci Sarai siamo. tu a dirigere la C'hai un situazione. altoparlante, c'hai una radio. Faccio fare un saluto all'ascoltatore, mi dice il regista Simone. Sentiamolo. Sta chiamando anche Pachi, addirittura. Allora, l'ascoltatore è caduto e allora aspettiamo Pachi. Intanto, giustamente, Stefano Testa, grazie. Grazie veramente di essere Ascoltiamo stato qui nei Singapore. nostri studi. Adesso abbiamo l'ultimo minuto per un saluto con Pachi, ma un minuto proprio, perché sono le 12:58, quindi tra poco ci caccia il conduttore successivo. Vediamo se abbiamo anche i nuovi angeli. Roba, ragazzi, è indimenticabile per voi grandicelli, Donna Felicità, eccetera, ma soprattutto i ricordi di una vita, della nostra vita. Ce l'abbiamo, eccolo! Ciao Pachi! Eccolo qua, ciao. Caro. Ciao Pachi! Ciao Pachi. Tutto bene? Tutto bene, tutto benissimo, perché abbiamo parlato di questo concerto di primavera giovedì 3 aprile, ore 20:15, Nembro, Bergamo. Ci sarai anche tu. Quale sarà il pezzo che non deve assolutamente mancare dei Nuovi Angeli, se no non ti fanno andare a casa? Donna Felicità. Se non lo faccio non mi pagano. Cioè, nei concerti parlo. Se non faccio Donna Felicità non mi danno i soldi. E qui c'è anche un minimo di interesse personale, devo dire, assolutamente. Secondo pezzo, che se non ti fai pure quello non ti fanno andare a casa, perché è il bis che assolutamente ci vuole. Oriente. È il viaggio in Estremo Oriente. Viaggio in Estremo Singapore, vado a Singapore. Singapore, vado a Singapore, benedette care signore. Lascia sta che suonano meglio e cantano meglio i Nuovi Angeli. Pachi, grazie davvero. Anche tu non mancherai giovedì 3 aprile a Nembro. Grazie per questo. Tu sai che è stato censurato Singapore? È stato perché? Cos'è che dicevi a un certo punto? Dalla Rai. Perché a un certo punto dice Singapore, vado a Singapore. Vi saluto, belle signore, cioè scappo,
sono troppi campi da arare per un solo trattore. Cioè, è una roba erotica, non me ne ero accorto finora. Lo dirò anch'io allora, è un modo di dire carino, è molto gentile. Grazie, Pachi. Sporcaccioni dei nuovi angeli. Ciao Pachi, grazie. Ciao bello. Ciao, grazie a tutti, mi raccomando. Ok, ciao. Ciao, grazie. Grazie ragazzi, è stato bello. Appuntamento alla prossima. Io Viva voglio la bella ringraziare musica. la radio per questa opportunità. Grazie a Sammy che è sempre presente, è una persona squisita e sono contento di trovarlo qua. E anche altrove, mi auguro. E io invece prendo l'occasione perché oggi è 7 marzo, volevo fare gli auguri a mia moglie perché sono 33 anni di matrimonio. E domani a tutte le donne, evviva la festa delle donne. Grazie anticipiamo. Radio Libertà. Ciao ragazzi. Ciao.